Settima giornata di Serie A Quinto. Buonasera dal Palapinto di Mola di Bari e benvenuti a Global Work Capurso Sporting Sala Consilina. Si stavano ottenendo con la palla ancora non rimessa in gioco, si può ripartire adesso. Nicolas Lamas, Cutrinielli finisce per terra, non c'è nulla da ravvisare. Buona palla rubata da Pires, calcia Lamas, trova la risposta di Fiuza e poi palla allontanata da Igor direttamente sulla linea di fondo. Lamas avanza sulla sinistra, ancora Nicolas Lamas, va sul mancino, palo, poi Pires al volo, respinge Igor, anticipo di Grandinetti su Rossetti, viene poi messo in movimento da Lamas, Grandinetti cerca la porta, parata di Fiuza, diventa quasi un assist per Rossetti, la palla si ferma, Rossetti in area di rigore, Rossetti approfitta del pallone e firma l'1-0 Sala Consilina. Buono il pallone tenuto in campo da Rossetti, poi Igor. Ancora Rossetti, gran palla per Baroni sulla sinistra, cerca il mancino, risponde presente Micoli. Angolo per Lucas Baroni, fuori per il mancino di Mello, para Micoli, attenzione a Igor, respinge D'Anastasio, palla ancora buona, Igor in area di rigore, contatto, rigore per il Sala Consilina. Parte Vidal con il sinistro, fa 2-0 Sala Consilina che in un minuto mette la freccia. Rossetti per Barone che ha spazio sulla sinistra, si infila in mezzo a due, bene, gran palla ancora per Diaz e poi Baroni fa 3-0 per il Sala Consilina. Al limite dei 4 secondi, Pires fermato da Mello, Rossetti a duello con Perri che esce vincitore da questo frangente, poi fa partire un gran destro che termina però fuori. Igor ancora a cercare Diaz in profondità, può attaccare la porta, Diaz calcia, gran parata di Micoli. Perri attaccato, deve ricominciare da Micoli, palla alzata a cercare Pires che prova l'acrobazia, gran gol di Gonza Pires, il Capurso torna a -2, 1-3 il punteggio a metà del primo tempo. Micoli, Grandinetti per Pires, carica il mancino, alto di poco, Mello alla battuta, rimessa laterale interessante, arriva Baroni alla conclusione, palo interno, Pires, lungo possesso palla del Capurso, Lamas da sinistra, gran palla per Pires, cerca la conclusione, primo intervento della ripresa di Fiuza, fallo laterale, Pires può calciare, puntata verso la porta, respinge Fiuza, palla poi calciata da Baroni dalle parti di Micoli. Perri, si muove Giannattasio, lo cerca per il sinistro di Giannattasio, centrale parato da Fiuza, evita all'ex dell'84 di andare sul pallone, lancio dall'altra parte di Micoli per Pires con il destro dentro, Cutrinielli di spalle, si va da Pires, ancora Pires, parata di Fiuza, Perri, forte in porta, Fiuza mette in calcio d'angolo, davvero lunga la rincorsa di Lamas che cerca la porta, Fiuza para, Cutrinielli non riesce ad arrivare sul pallone, è partito Rossetti alle spalle della difesa, ci mette una pezza Pires di testa, poi Igor pressato proprio da Cutrinielli, Mello, è partito Vidal, Mello sceglie Rossetti, anticipato per un attimo da Pires, poi Rossetti fermato da Lamas, Grandinetti cerca di difendere il pallone e ci riesce bene, Grandinetti in porta, esterno della rete del Mestre in avanti, Igor nel cerchio di centrocampo, congela il possesso e arriva anche il suono della sirena, succede tutto nel primo tempo, il Sala Consilina passa 3-1 sul Capurso.